Buongiorno. Che cosa succede adesso nella ripresa? Ma in realtà è una fase difficile. Forse noi ci eravamo illusi che quando finalmente sarebbe cessato il lockdown saremmo tornati alla nostra vita di prima. Nella realtà stiamo vedendo che non è così. Intanto perché la nostra vita di prima non c'è più. Adesso quando usciamo comunque dobbiamo seguire le regole di protezione, quindi il distanziamento, quindi la mascherina nei luoghi chiusi, quindi il disinfettare le mani e anche il modo di lavorare è completamente diverso. Quindi ci troviamo in una realtà nuova, non siamo tornati a prima. Poi siamo anche segnati da quello che è successo prima e spesso gli eventi traumatici, quelli che ci hanno disturbato, vengono fuori quando passa la fase critica, la fase acuta in cui dobbiamo essere sul pezzo, ma quando ritorniamo alla normalità. Quindi potrebbe essere che l'impatto emotivo arrivi in questo momento. Un'altra cosa interessante che accade è quello che viene definito la sindrome della capanna, cioè facciamo fatica a riprendere. Ci siamo un po' abituati a stare nelle nostre case, a vivere un pochino reclusi. Perché succede questo? Per alcuni perché in realtà si è trovata una dimensione piacevole, c'è qualcuno che ha vissuto bene il lockdown, ha levato tanti stimoli eccessivi, si è goduto di più la sua casa, la sua famiglia, quindi tutto sommato riprendere una vita stressante non è appetibile. Per qualcuno invece c'entra con la protezione. Io a casa mi sento al sicuro, ho un potere e un controllo. Fuori trovo un mondo che è meno il mio potere, meno il mio controllo e posso fare di nuovo contatto con quella sensazione di imprevedibilità e incertezza che ha caratterizzato la pandemia. E poi può proprio essere difficile la ripresa, perché è anche il momento della conta dei danni. Cosa è successo al mio lavoro? Quanti soldi io ho perso? Come devo ristrutturare il mio modo di lavorare? Ci può essere una fatica e una tendenza al ritiro. Bisogna un pochino spronarsi invece ad uscire di nuovo, perché questo ritiro da un lato è una protezione, da un lato rappresenta una bolla, rappresenta una parentesi che non è poi la nostra vita attuale, cercando sempre di mantenere da un lato le regole di protezione che ci dicono, quindi noi dobbiamo semplicemente seguirle man mano anche che vengono allentate, dall'altro cercare di ricostruire questa normalità cercando una qualità che possa essere positiva per noi, quindi l'approccio è sempre nella direzione della costruzione e del positivo. Vi ringrazio per l'attenzione.